Allora, noi siamo all'interno della riserva naturale di Somarida, gestita dal reparto Carabinieri Biodiversità di Vittorio Veneto, e con l'evento di oggi vogliamo celebrare essenzialmente e soprattutto 50 anni dalla istituzione della riserva e il bicentenario della fondazione del Corpo Forestale dello Stato, fondato appunto nel 1822 con le regie patenti albertine. Inoltre l'occasione opportuna per inaugurare questa zattera soprannominata Raso, che è una realizzazione in compartecipazione tra gli zattieri di Codissago e il nostro reparto. Anche in virtù della ricorrenza di San Giovanni Gualberto, che è il 12 luglio, per noi ex Corpo Forestale dello Stato, adesso da 5 anni transitati nell'Arma dei Carabinieri. Gli zattieri erano quelli che partivano da Codissago in squadre da 6, ogni squadra andava su un impianto di segheria, sui 13 impianti di segheria che c'erano fra Perarolo e Longarone. Diciamo che questa squadra costruiva in un giorno una zattera e a sera gli zattieri di Codissago, dopo averla costruita, la portavano fino a Codissago. Quelli che andavano a Perarolo facevano 20 km a piedi e poi ritornavano giù con le zattere, e da lì poi c'erano gli zattieri di Ponte nelle Alpi, gli zattieri di Borgo Piave, gli zattieri di Falzè, gli zattieri di San Donà di Piave, altre 4 fraglie, fratellanze, che portavano a tappe verso Venezia in 5 giorni la zattera. Poi naturalmente loro il pomeriggio risalivano e tornavano a casa a piedi. Il fiume Piave aveva come minimo in tempo di siccità 300 metri cubi d'acqua al secondo, quindi non ha mai avuto problemi il Piave per fare fluidazioni o per far scendere le zattere. Questo è un fenomeno che si manifesta adesso, insomma. Ma guarda, questo come tutti i boschi, in modo particolare questo che è un bosco ovviamente speciale per tutta una serie di motivi, anche storici, perché sono importanti? Sono importanti perché noi di fatto dipendiamo dall'ambiente naturale e quindi il compito nostro non è ovviamente quello di sfruttare le risorse naturali, ma di conservarle, e cioè di utilizzarle, e neanche quindi di metterle sotto una campana di vetro perché possano essere conservate e così sic et simpliciter, ma invece dobbiamo utilizzarle nel modo corretto, in maniera tale da condizionare la nostra vita in senso positivo e nello stesso tempo fare in modo che queste popolazioni forestali continuino a vivere in eterno. Assolutamente, è più difficile perché oggi le aggressioni alla natura sono molto importanti, sono consistenti, tra l'altro sono fatte anche con delle tecnologie che sono molto invasive e quindi il nostro ruolo di fatto lo potremmo considerare come un ruolo, come una sentinella. Noi siamo qui per essere parte di questo ambiente, per proteggerlo, ma non è anche tanto per proteggerlo solo per noi e per una protezione fine a se stesse, ma per proteggerlo in modo tale che possa essere consolidato e possa essere messo a disposizione delle future generazioni, così come noi le abbiamo ereditato.